sto cuore come una cannella, bella quando ti sento non me n'aia, poi piglia l'esperienza della neve, la neve è fredda si fa mangiare, e tu come si tanta crudele, guardami a dire, mi vuoi aiutare? Vorrei diventare un picciotto con l'angela che venne in acqua, non me ne da queste palazzotte, belli femmine miei chi se vota l'anella dalla coppa, chi è sto ninno che va in acqua, e io rispondo con parola corta, sulla grama d'amore e ne ha. Sulla crema d'amore e non ne fino ad arrivare ad un altro importantissimo punto di svolta della canzone partenopea, nel 1839. Nasce Piedigrotta, viene presentata una canzone che soggiogherà letteralmente Napoli, diventando addirittura per alcuni un'ossessione. Si tratta di Te voglio bene assai, pezzo che ebbe un successo travolgente. Se ne venderanno subito 180.000 copielle. Le copielle erano praticamente i fogli con la canzone, col testo scritto sopra, che non c'era più, cioè non c'era ancora lo spartito, e quindi c'erano questi foglietti che giravano. Questa canzone veniva cantata e fischiata davvero da tutti, al punto da indurre qualche napoletano, è successo veramente perché lo riportano le cronache dell'epoca, a lasciare la città per non rischiare di impazzire. Sulla nascita di questo brano fiorirono molti aneddoti. Chi raccontò che Raffaele Sacco, ottico affermato e rimatore salottiero napoletano, improvvisasse questi versi nei riguardi di una signorina con la quale aveva avuto una relazione. Chi invece attribuì la musica a Donizetti. Ad ogni buon conto, il brano, lasciatosi dal suo autore col testo scritto e firmato con nome e cognome, appunto questo Raffaele Sacco, rappresenta l'atto di nascita della canzone italiana d'autore. Te voglio bene assai.